Il Carnevale di Venezia fa tappa a Cortina e si conferma ambasciatore culturale della città e del territorio veneto, capace di inserirsi nel percorso di Milano Cortina 2026 come progetto culturale strutturato e di respiro internazionale. Il Carnevale di Venezia non è solo festa, è un patrimonio identitario che tutto il mondo ci invidia. Portarlo qui a Cortina, nel pieno del percorso olimpico, significa testimoniare con forza e con orgoglio che l'Italia è capace di unire tradizione, eccellenze e visione internazionale, perché Venezia con il suo Carnevale parla tutte le lingue. L'edizione di quest'anno dedicata ai valori olimpici e paralimpici è stata presentata a Cortina alla presenza tra gli altri dell'assessore regionale al turismo Pavanetto, in un appuntamento che ha messo in dialogo cultura, spettacolo e promozione del territorio. Gli eventi sono un motore trainante dell'economia sia durante la manifestazione stessa ma anche per la promozione della stessa. Intanto a Venezia continuano eventi e iniziative e anche quest'anno non è mancato l'appuntamento con le Marie che insieme all'associazione Masegna Inizioletti si sono messe al lavoro per ripulire parte della città. Respect. Sono impegnato in un intervento di pulitura e di rimozione di scritte vandaliche, dando l'esempio concreto di cittadinanza attiva e oggi qui al ponte di Bareperi e nelle mercerie di San Salvador. Interveniamo su questi pilastri e su altri di due negozi rimuovendo i tuoi adesivi. È un messaggio che voglio e ci riusciamo a mandare in tutto il mondo, perché le Marie sono conosciute veramente in tutto il mondo e il messaggio è: rispettate Venezia, tutti gli ospiti, tutti i cittadini devono rispettare Venezia perché è unica al mondo e dobbiamo ringraziare una grandissima associazione, i Masegni Inizioletti, che sono tutti volontari e il loro tempo libero lo dedicano a pulire Venezia. Curiaco di Carnevale.